Lunedì 28 ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Gli ospiti di oggi ci informeranno sull'agricoltura di precisione, sul nuovo hub dell'innovazione a Catania e su un nuovo libro dedicato a Mosè. Intanto le notizie delle ultime ore: a Biancavilla è stato arrestato un quarantenne che abusava della minorenne, una ragazzina figlia della sua ex compagna che era costretta ad assistere alle violenze. Violenza, minacce e abusi, un orrore infinito culminato nello stupro della figlia piccola della sua convivente, obbligando la donna ad assistere. È l'accusa contestata dalla procura di Catania a un quarantenne arrestato a Biancavilla dalla polizia per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina non ancora 14enne e per maltrattamenti ai danni sia della piccola che di altri suoi familiari, la mamma e 2 fratelli anche loro minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione di presunti abusi sessuali sulla bambina denunciate dalla responsabile di un istituto religioso. La squadra mobile ha ascoltato l'operatrice della struttura che aveva assistito a confidenze raccontate a un ospite della comunità. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro anche grazie ad altre testimonianze. Il quarantenne, per obbligare la bambina ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale, la minacciava e la picchiava, oppure la lusingava con regali tolti in caso di un rifiuto. Maltrattamenti subiti da tutti i componenti del nucleo familiare, costretti a sopportare un atteggiamento prevaricatore e umiliante anche in presenza degli altri 2 figli minorenni della convivente dell'uomo, costretta a dormire per terra e ad assistere passivamente agli abusi sessuali sulla figlia. Acquisiti durante le indagini anche messaggi audio inviati dal quarantenne con minacce di imminenti e gravi ritorsioni all'incolumità fisica dei suoi interlocutori. 6 morti sospetti all'ospedale Papardo di Messina dopo interventi nel reparto di cardiochirurgia. La procura ha aperto un'inchiesta. Il deputato De Luca dei 5 Stelle ha chiesto la convocazione urgente della Commissione Salute dell'Assemblea regionale. 6 morti sospette, quelle avvenute nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina da agosto ai primi di ottobre, sulle quali ha acceso i riflettori anche la procura di Messina. C'è infatti un'inchiesta affidata alle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò e coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, che dovrà capire quali sono state le cause dei decessi dopo le denunce presentate dalle famiglie dei 6 pazienti. L'ultima in ordine di tempo, quella della 60enne Donatella Canfora di Capodorlando. I familiari, attraverso l'avvocato Massimiliano Fabio, hanno presentato un esposto chiedendo il sequestro della cartella clinica con l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria. La procura ha iscritto nel registro degli indagati medici che avevano in cura i pazienti e sono 2 binari sui quali si sta muovendo: da un lato la possibile presenza di batteri e la fragilità dei soggetti coinvolti, dall'altro invece si cerca di approfondire anche il tema delle valvole utilizzate negli interventi chirurgici. Sul primo aspetto la procura attende gli esiti degli esami condotti dal laboratorio ChemLab, istituto di ricerca di Catania, che lo scorso 17 ottobre ha eseguito i tamponi nelle aree sotto osservazione. Quindi quelli delle autopsie. Sinora ne sono state effettuate 4, affidate ad un collegio composto dal medico legale Daniela Sapienza, dal cardiologo Gianluca Di Bella e dall'infettivologo Placido Mondello. Il caso finisce anche all'ARS. Il deputato 5 Stelle Antonio De Luca ha chiesto all'assessore alla salute Giovanna Volo l'invio degli ispettori e la convocazione di un'audizione urgente dei vertici dell'azienda ospedaliera in Commissione Sanità per capire se siano state osservate le procedure previste dai protocolli e se sono presenti tutte le condizioni necessarie per continuare ad operare. Aggressioni al personale sanitario. La testimonianza di un infermiere dell'ospedale Garibaldi di Catania picchiato dai parenti di un paziente arrivato al pronto soccorso. La testimonianza è stata raccolta da Simona Mazzone. Ho subito un problema sia alla mascella che all'orecchio. Lui è Flavio, nome di fantasia, un infermiere in forza da 6 anni e mezzo all'ospedale Garibaldi Centro. Un operatore sanitario come tanti, troppi, che ha subito un'aggressione fisica. Un parente, portando la moglie in pronto soccorso, è arrivato, come spesso capita, con la macchina strombazzando all'imbazzata nella camera calda. Noi abbiamo capito che si trattava di un'urgenza e usciamo praticamente subito. Nel frattempo il parente comincia a dare pugni nelle porte, insomma dappertutto, per sollecitare.
Nel frattempo che io sto per arrivare nel portellone, nella porta, insomma, dove c'era la paziente che effettivamente stava male, il figlio ha pensato bene di spingermi e di schiaffeggiarmi senza nessun motivo, forse per sollecitare, non lo so. Il papà, vedendo questa scena, ha pensato che io avessi provocato il figlio e mi dà altri schiaffi. Io mi occupo della paziente, prendo la paziente e me la metto al sicuro all'interno del pronto soccorso, il collega la tratta subito in codice rosso e loro cercano ancora di continuare. Pazienti in attesa, parenti spazientiti e i toni si alzano. Anche mentre stavamo registrando questa intervista, dall'altra parte della sala al triage, l'ennesima aggressione verbale. Cosa sta succedendo? Ancora a Catania, lavori straordinari al cimitero monumentale per renderlo più sicuro e più facilmente percorribile. Dopo 3 anni è stata ripristinata la luce votiva nel settore delle colombaie e sono in corso altri interventi per migliorarlo. Si avvicina la commemorazione dei defunti e il cimitero si prepara ad accogliere migliaia di catanesi che si recheranno in visita al caro estinto. È una corsa contro il tempo per renderlo più accogliente, anche se gli interventi di messa in sicurezza e restyling sono stati avviati da diversi mesi con l'obiettivo di recuperare anni e anni d'abbandono. La giunta Trantino ha ereditato un cimitero disastrato che sta richiedendo interventi straordinari ed ordinari, lavori seguiti in prima persona quasi giornalmente dall'assessore con delega ai servizi cimiteriali Petralia. Riparate decine di perdite idriche con infiltrazioni anche nelle tombe, dopo 3 anni e 2 nostri servizi denuncia è tornata la luce votiva nell'ala delle colombaie in prossimità dell'ingresso del Divino Amore. Un impegno preso insieme al sindaco che siamo riusciti a portare a compimento, a rispettare prima della commemorazione dei defunti. Un serio ringraziamento ai nostri operai comunali, della Multiservizi, della Sims, perché è grazie a loro che siamo riusciti a mantenere questo impegno così importante per le famiglie che finalmente vedono nuovamente illuminate le luci votive, effettuando una serie di interventi manutentivi sia all'esterno. Abbiamo visto la potatura di tutti gli alberi che si trovano su via Aquicella, ma abbiamo iniziato anche delle attività manutentive all'interno con la potatura, a volte l'abbattimento di alberi con seri rischi di cedimento, interventi manutentivi anche sulla strada, sulle caditoie. E lo avevamo sollecitato il mese scorso denunciando il potenziale pericolo di un'eventuale caduta di rami ed ecco che gli alberi sono stati finalmente potati, mentre all'interno è stato necessario anche rimuoverli per scongiurare indesiderati crolli. E siamo al calcio, seconda battuta del resto, sconfitta stagionale per il Catania, la prima al Massimino, vince il Latina con un gol di Ercolano. Al Massimino succede quello che non ti aspetti. Il Catania incappa nella peggiore prestazione dell'anno e il Latina, reduce da 4 sconfitte consecutive e bravo ad imbrigliare i rossazzurri, porta a casa i 3 punti. Toscano ripropone Beters in porta, Carpani ritorna dal primo minuto a centrocampo, Inglese D'Andrea davanti. Proprio l'ex Cerignola si fa vivo per primo con una girata di destro centrale su cross di Gherardi, ma si vede subito che è una partita complicata per i rossazzurri. Boscaglia, appena arrivato sulla panchina laziale al posto di Padalino, disegna la sua squadra secondo un 5-3-2 molto difensivo, praticamente a specchio rispetto agli etnei, che faticano. Nel corso del primo tempo solo un'altra vera occasione con D'Andrea che da posizione molto favorevole riesce solo a sfiorare ma non ad indirizzare verso la porta un cross di Guglielmotti. Ad inizio ripresa Toscano inserisce stoppa per D'Andrea, toccato duro durante la prima frazione, Lunetta per Anastasio. Proprio Lunetta favorisce con un errore in impostazione il tiro di Peterman che trova sulla sua strada un grande Beters pronto a deviare in angolo. Il Catania alza la pressione, per 2 volte Inglese va in rete ma è in fuorigioco. La partita resta complicata e gli etnei ci mettono del loro. Di Gennaro è indeciso fra stop e rinvio, sbaglia e favorisce l'incursione di Ercolano che porta in vantaggio il Latina 0-1. Entrano Montalto e Quaini, ma trovare gli spazi è ancora più difficile. Si prova a sfruttare i calci piazzati, ma Castellini di testa manda alto sugli sviluppi di un angolo e non va meglio neppure a Lunetta. Nel recupero è ancora Beters a dover respingere un tiro di Saccani. Il Latina porta a casa l'intera posta in palio contro un Catania che scivola in modo doloroso.
E per cominciare bene la settimana, un'occhiata ai quotidiani siciliani con Emanuela Corsi. Sì, Michele, allora partiamo dalla prima pagina della Sicilia e ci riallacciamo a quest'ultimo servizio. Ecco il titolo per quanto riguarda la sconfitta del Catania, pasticcio. Prima sconfitta interna del Catania, un errore di Di Gennaro lancia il Latina. Rossazzurri imprecisi anche in attacco e vediamo appunto in questa foto Di Gennaro. Poi vediamo anche le altre notizie, intanto il tema del giorno che poi vedremo meglio sulla stampa nazionale, l'indagine su questi dati rubati, spiati anche Mattarella e La Russa, IPM pericolo per la democrazia. Un altro argomento è quello che riguarda il ministro Giuli, ieri in onda la puntata di Report che era già stata anticipata e che ha portato alle dimissioni del suo capo di gabinetto. Giuli nel mirino, Meloni lo blinda, l'inchiesta di Report, pranzo tra la Premier e il ministro, mostra sul futurismo un altro caso alla cultura appunto che è stato sollevato durante la trasmissione di Rai 3. E poi sempre ieri è stata pubblicata la Photoshock di San Giuliano dopo l'aggressione della boccia. Vedremo tutto tra poco. Intanto restiamo in Sicilia, si è chiusa la convention, la 2 giorni di Forza Italia a Santa Flavia nel Palermitano e Tajani e Schifani hanno dettato l'agenda per i prossimi 3 anni. Tajani dice la manovra è da cambiare e poi ha tessuto le lodi a Schifani, di Schifani e poi questo caso con Fratelli di Italia. La manovra si può e si deve migliorare, ha detto Tajani, con Giorgetti e non con i burocrati del MEF, e poi il leader lode i risultati siciliani, ovazione per Schifani, a breve viene annunciato il reddito di povertà in Sicilia. E poi gelo con Fratelli d'Italia per le critiche al governo Musumeci e poi vedremo anche le reazioni all'interno. A Ragusa e Priolo restiamo qui. Eni, effetto polveriera, da oggi mobilitazione, ma i sindacati sono spaccati. Andiamo a vedere all'interno. Allora, intanto Tajani, appunto, la convention di Forza Italia a Santa Flavia. Tajani che dice la manovra è da cambiare e poi Schifani che lancia il reddito di povertà per aiutare le famiglie indigenti. E ancora questo botta e risposta tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, che è avvenuto a causa delle parole di Marcello Caruso, coordinatore regionale appunto azzurro e segretario particolare del governatore. A scatenare questo botta e risposta sono state le sue parole, cioè quando siamo arrivati a Palazzo d'Orléans abbiamo trovato i cassetti vuoti, non un atto di programmazione era pronto. Subito è arrivata la replica da parte di Fratelli d'Italia, quindi i coordinatori Pogliese e Giampiero Cannella, che dice può capitare che la bulimia oratoria renda i concetti espressi divergenti dal pensiero reale. Andiamo avanti, vediamo Eni e cosa sta accadendo. Un effetto polveriera, dubbi sulla ricollocazione, ma i sindacati si spaccano a Siracusa e Ragusa, in programma assemblee e scioperi. Oggi si parte, la mobilitazione è estesa ad altri temi. Asse, CGIL e UIL, più morbida invece la CISL. La decisione di Eni di dismettere la chimica di base con conseguenti chiusure in Sicilia degli impianti sta avendo un effetto appunto polveriera sul mondo del lavoro regionale. E poi andiamo a Caltanissetta perché ieri un incendio ha causato paura, fortunatamente non è accaduto nulla, era un incendio ad un climatizzatore dell'ospedale, sono stati sgomberati i pazienti del pronto soccorso. E poi a Palermo è morto Franco Alfonso, barbiere di Mattarella, aveva 85 anni, lo vediamo appunto in questa foto proprio assieme al nostro capo dello Stato. Andiamo a vedere ancora la prima pagina di Catania e allora
La notizia in primo piano riguarda la spazzatura, cioè la tassa soprattutto sui rifiuti. Tari, il 45% degli utenti non la paga. La tassa sui rifiuti tra evasione record, burocrazia e ritardi nella consegna degli avvisi. Si avvicina la prossima scadenza per l'assessore Municipia e sul pezzo. Quindi dati molto alti, evasione che appunto si attesta tra il 40 e il 45%. Sul recupero delle somme l'assessore al bilancio Marletta annuncia di avere messo in campo un regolamento che incentiva la regolarità dei tributi per poter ottenere concessioni o licenze, ma i cittadini lamentano ritardi nell'invio degli avvisi di pagamento che spesso quando arrivano sono già scaduti. E poi ieri ci avviciniamo alla commemorazione dei defunti, al via finalmente la tradizionale Fiera dei Morti di Catania. Nonostante le difficoltà, la tradizione continua. L'edizione 2024, che è stata a rischio fino a qualche giorno fa, è partita appunto nel parcheggio Fontana Rossa della MTS. Superati ostacoli imprevisti, resterà aperta sino al 4 novembre. Vediamo sempre sulla pagina della provincia di Catania, Giarre, ambulantato abusivo senza un regolamento, prolifera l'illegalità. E poi, per quanto riguarda invece la città di Catania, oggi la Sicilia torna sul dibattito che riguarda gli archi della Marina. Archi della Marina sì o archi della Marina no? Ecco, oggi la terza puntata su questo tema che ha infiammato i catanesi. E ci sono le due posizioni oggi di Mario Sirica. Il padre Mario Sirica, che dice: ero favorevole all'abbattimento, oggi penso a un loro recupero totale. Qui vediamo appunto la foto dall'alto degli archi della Marina. La passeggiata è un accesso al porto, ma si sfruttino anche gli spazi sottostanti. E poi dall'altra parte vediamo invece il pensiero di Emiliano Abramo, responsabile della comunità di Sant'Egidio. Non si pensi soltanto alla mobilità, ma pure alle persone e all'ambiente. Comunque vada, è tempo di ragionare sulle ambizioni migliori di questa città. Queste le sue parole. Cambiamo adesso quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud con il rimpasto in atto voluto dal sindaco Basile. Messina, il rimpasto continua. Saranno coinvolte tutte le società partecipate, ma in maniera diversa. Oggi il nome del nuovo direttore generale intanto della città metropolitana, giovedì quello dell'assessore che prenderà il posto di Currò. E poi vediamo ancora altre notizie. Messina, gli impianti sportivi di quartiere, i primi 5 progetti per riqualificare le periferie della città. E ancora Rada di San Francesco, arriva il bando per altri 4 anni. Andiamo all'interno, vediamo qualche approfondimento. Intanto continuano le grandi manovre, ora tocca ad Arisme e alla Giunta il rimpasto generale voluto da De Luca per Palazzo Zanca e le partecipate. Oggi si saprà il nome del nuovo direttore generale della città metropolitana, giovedì il sostituto dell'assessore Currò e poi altre dimissioni. E poi sempre dalla prima pagina, Rada di San Francesco, arriva il bando per altri 4 anni, pronto l'avviso per la concessione. Non verrà riproposta l'idea di dividere l'area portuale in 2 parti, così come avvenne nel 2021. Sempre sulla Gazzetta del Sud vediamo anche qui la convention di Forza Italia, la prova muscolare, scrive di Forza Italia, Schifani che fissa i paletti per l'ingresso di La Galla nell'orbita berlusconiana, accetti le regole del gioco di squadre. E poi nuovo scontro con Falcone per la campagna acquisti a Catania. Si è chiusa appunto questa convention con anche questo botta e risposta con Fratelli d'Italia, Caruso che attacca Fratelli d'Italia dicendo il governatore Musumeci ci ha lasciato il nulla, e i leader meloniani che rispondono bulimia oratoria. Poi, come abbiamo visto prima, c'è questa intenzione del governo regionale di aiutare i poveri e quindi una manovra per
l'aiuto agli indigenti, nella finanziaria Quater previsto questo reddito di povertà, reddito sociale da 5.000 euro. Dal governo 30 milioni per erogare subito prestiti a fondo perduto. E poi continuiamo a parlare di maltempo, perché ancora si cerca di ritornare alla normalità, soprattutto nelle isole Eolie, a Stromboli, il nubifragio che ha devastato il borgo di Ginostra. A più di una settimana tutto è ancora fermo. L'appello di Mario Lo Schiavo rivolto al governatore Schifani per ottenere soluzioni immediate. Velocemente vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, che apre con la convention di Forza Italia, disgelo e attacco. Porte aperte alla galla e liste civiche, ma Schifani avvisa: chi sta con noi deve discutere. E poi le bordate contro il governo Musumeci che non piacciono ai meloniani e parlano di bulimie oratorie. Nella manovra anche qui contributi di solidarietà per le famiglie più povere. L'annuncio del Presidente: saranno stanziati 30 milioni come sostegno agli indigenti. E poi a Monte Pellegrino, a Palermo, vola nel burrone. Un ragazzo è stato salvato, era su uno scooter, è ricoverato in gravi condizioni. Questo è soltanto l'ultimo di una lunga serie di incidenti nella zona. E adesso, se state per uscire in macchina, le notizie per voi arrivano direttamente da Messina, dalla Polizia Stradale, dall'assistente capo di coordinamento Ivan Lanzo, cui do la parola. Prego, assistente, qual è la situazione del traffico nella Sicilia orientale? Buongiorno, spero che mi sentiate bene. Allora, in apertura dobbiamo segnalare un incidente verificatosi in via Giuffrida a Catania. Questo, le pattuglie sono già sul posto e quindi l'incidente è in fase di risoluzione, ma questo ha comportato ovviamente per i veicoli che si trovano in A18 TIR, zona Canalicchio diretti a Catania Centro, delle code e comunque dei rallentamenti importanti. Stessa situazione per i veicoli diretti a Siracusa tra Paese e Tennè di San Giorgio, stavolta per dei lavori in corso. Ricordiamo che in A19 per i veicoli in direzione Palermo rimane chiuso lo vincolo di Enna, pertanto l'uscita consigliata è quella di Muinello. Sempre stamattina in A20, ci spostiamo in A20, tra Milazzo e Rometta è stata parzializzata la corsia di marcia a causa di una copiosa perdita di olio. Sul posto il personale sta provvedendo alla pulizia e alla bonifica, ma si circola sulla sola corsia di sorpasso. Pertanto anche in questo tratto di strada ci sono dei forti rallentamenti. Ricordiamo rimaniamo in A20, tra Patti e Brolo rimane chiusa la galleria Calavà. Sull'opposto senso di marcia è stato istituito il doppio senso di circolazione con il divieto di transito per i mezzi pesanti. Gli stessi però in determinate fasce orarie possono circolare in modalità di senso unico. Pertanto invitiamo tutte le persone interessate che devono percorrere quel tratto a visionare l'apposito sito del Consorzio Autostrade Siciliane o la comodissima app che hanno messo a disposizione. Oggi voglio concludere non con un consiglio ma con una raccomandazione a tutti i conducenti di veicoli a due ruote. Nel ribadire che il casco è obbligatorio, raccomando sempre di allacciare lo stesso in maniera corretta, perché solo un casco ben allacciato svolge la funzione per il quale è stato fatto. Mentre per i ciclisti il casco non è obbligatorio, ma io lo consiglio vivamente. E anche per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Stradale, buon viaggio. Grazie a lei, raccomandazioni, suggerimenti preziosissime sia per i motociclisti che per i ciclisti. Adesso diamo un'occhiata al tondo Geni, vediamo se ci sono conseguenze in seguito all'incidente di cui ci parlava l'assistente capo della Polizia Stradale Ivan Lanzo. Vediamo, infatti vedete c'è qualche intoppo, c'è un po' di traffico bloccato. Questo è in diretta
le nostre telecamere adesso avanzano lentamente, insomma è una situazione piuttosto consueta quella che vediamo lì al Tondogeni di solito a quest'ora, ma poi man mano si va smaltendo. Questo è quanto vediamo in diretta, facciamo una breve pausa, tra poco naturalmente i giornali con la nostra Emanuela Corsi. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento delle notizie fresche della mattina dei quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Sì, partiamo dalla Stampa di oggi. Michele, c'è in primo piano questa inchiesta sulle banche dati che sono state rubate, quindi il titolo è questo: spioni, democrazia a rischio. I PM di Milano dicono nella rete anche 007 e clan. Report su Renzi e La Russa, il presidente del Senato commenta: sono schifato. E poi Meloni, dossier eversivi, i giudici vadano fino in fondo, buchi al Viminale, il governo adesso prepara la stretta. E poi vediamo nel taglio centrale della Stampa lo sport, infinita Juve, finisce 4-4 con il Napoli, una partita contro l'Inter, scusate, una partita spettacolare a San Siro. E poi vediamo nell'altra foto Carlos Sainz che vince con la Ferrari, trionfa in Messico, Leclerc è terzo. E poi c'è anche Bagnaia che vince invece in Thailandia con la MotoGP. Andiamo a vedere adesso il Corriere della Sera, anche qui l'apertura è dedicata come buona parte dei quotidiani a questa inchiesta. Rischio per la democrazia, i PM sulle banche dati violate, nel mirino anche La Russa e il figlio Geronimo. L'accusa: dossier per ricatti e favori ai potenti. Meloni parla di azioni intollerabili, la banda controllò anche Renzi. Adesso vediamo anche chi si nasconde dietro questo gruppo di persone. E poi le misure, il governo che sta studiando un piano anti-hacker per appunto blindare i dati. Non solo questa notizia, ma anche le presidenziali americane. Vediamo attacchi a Harris e battute feroci, il Trump Show di New York al Madison Square Garden, a pochi giorni ormai dalle prossime presidenziali americane. E poi c'è anche la cronaca italiana. 2 ragazzine sono morte nello stesso giorno, venerdì scorso, una a Piacenza di soli 13 anni, così il fidanzato l'ha buttata giù dal 7° piano. Queste le parole di Aurora, appunto la vittima, che dice non si è buttata ma l'ha buttata giù, lui era ossessionato, non accettava la fine della relazione. Andiamo a vedere all'interno, intanto la notizia in primo piano, queste ricerche che hanno colpito molti volti noti, soprattutto della politica, tra questi anche La Russa, le ricerche sulla Russa e il figlio, la banca dati violata 52.000 volte, l'archivio del Viminale bucato dall'ex poliziotto Gallo, ecco appunto chi sono gli indagati, e dai suoi soci. Sui politici noi siamo bipartisan. Pazzali voleva notizie pure su Renzi, il PM dice pericolosi per la democrazia. E allora andiamo a vedere chi sono alcuni dei volti che sono stati appunto hackerati, sono stati spiati. Paolo Scaroni, il presidente di Enel e del Milan, Letizia Moratti, Matteo Renzi, dicevamo, e poi anche Giovanni Tempini, dirigente aziendale. Gli indagati invece chi sono? La mente dovrebbe essere questo Carmine Gallo, ex investigatore di polizia. Assieme a lui un banchiere esperto di finanza, Matteo Arpe. E poi vediamo anche nell'altra pagina gli altri nomi. C'è anche Giorgio Coraggioso, dirigente del gruppo Erg, e poi Pierfrancesco Barletta, vicepresidente di SEA. Gli hacker sui rapporti con i media. Possiamo sput tutta l'Italia. E il creatore della piattaforma andava nella sede dei servizi segreti per cercare un software con lo sconto.
E adesso chiaramente il governo cerca di correre ai ripari, i partiti chiedono nuove norme e Meloni parla di dossieraggio come eversione. La Lega chiede di inasprire le pene, il PD attacca Piantedosi e il ministro però dice c'è una commissione che è già al lavoro appunto per dare una stretta. E poi e se fosse la punta di un iceberg nel governo il timore adesso di altri casi, ma il Viminale dice sono soltanto pochi gli infedeli. Il piano con decine di milioni per rinforzare i sistemi della pubblica amministrazione appunto e proteggere così i dati sensibili. Andiamo alla cronaca, dicevamo 2 ragazzine morte nei giorni scorsi, una si chiamava Aurora, la madre ha accusato il ragazzo, dice l'aveva picchiata e non si è buttata, lei ha fatto un volo dal 7° piano, dal terrazzo, questo è accaduto a Piacenza, vediamo la vicenda. Venerdì è morta cadendo dal terrazzo al 7° piano di un palazzo di Piacenza, con lei c'era anche il fidanzatino di 15 anni che adesso è indagato per omicidio. Interrogato e poi rilasciato ha detto che la ragazza sarebbe caduta da sola. Per la famiglia però non si tratta di suicidio e hanno riferito che anche in passato lui l'aveva picchiata e qui la vediamo, la giovane appunto di 13 anni in questa foto. E poi un'altra storia con un'altra ragazza giovanissima, questa volta non c'era un legame sentimentale, era il vicino di casa, il killer in casa mentre Sara dormiva, aveva appuntamento con l'amica. Questo accade a Bergamo, la lite con la vittima che ha tentato di difendersi, gli 11 colpi sferrati con le forbici ed eccola qui. L'altra vittima di femminicidio, Sara Centelleghe, assassinata nella notte di giovedì a 18 anni. Leggiamo, è stata uccisa con dei colpi di forbice, lei viveva in casa con la madre a Costa Volpino. Per questo omicidio è stato fermato il vicino di casa, Jashandip Bashan, un indiano coetaneo di 19 anni che vive nello stesso complesso immobiliare, appunto è stato fermato con l'accusa di omicidio. Ma la cosa che mi preme insomma fare vedere ancora una volta è che lui ha ripetuto più volte di non poter spiegare che cosa lo abbia spinto a questa aggressione, che poi è un po' una costante in questi omicidi. Tanti non sanno spiegare perché uccidono, soprattutto giovanissimi. Andiamo a vedere, cambiamo argomento, adesso parliamo di questa puntata di Report tanto attesa che ha insomma causato l'ennesimo terremoto nel Ministero della Cultura. Report, una puntata senza sorprese, sotto tiro la gestione Giuli del Maxi. Nella trasmissione sono state pubblicate anche le foto, sono state mostrate le foto dell'ex ministro Sangiuliano quando è stato colpito alla testa da Boccia. E l'aggressione gli ha causato una ferita, insomma, non da poco. E poi, a proposito di Boccia, lei pubblica i popcorn con la scritta Report, i popcorn e l'attesa social, ma l'influencer però resta ai margini di questa puntata, nella quale non è stata assolutamente la protagonista. Vediamo la prima pagina del giornale, spiati anche i vertici dello Stato, la nuova Spectre, dossier sulla Russa e i figli, ha hackerato una mail del Quirinale, il Presidente del Senato disgustoso e ora spunta pure una toga, la Meloni. Comportamento intollerabile, siamo all'eversione. E poi vediamo in Medio Oriente un attentato terroristico, tir sulla folla a Tel Aviv, orrore anche nella giornata del lutto perché ieri appunto il ricordo delle vittime del 7 ottobre scorso. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, spiamo il Parlamento. L'inchiesta, la banda degli hacker aveva 800.000 dossier rubati dal Viminale, tra i nomi anche politici come Renzi. I PM erano un pericolo per la democrazia, il governo appunto che lavora adesso ad un decreto per blindare queste banche dati, ma vediamo anche qui la fotonotizia dedicata al Medio Oriente, terrore alla fermata del bus. Velocemente vediamo
all'interno appunto la situazione su Tel Aviv, l'incubo del terrorismo, l'Egitto che propone una mini tregua. Un camion investe le persone alla fermata dei bus del Mossad, un morto e decine di feriti. Vediamo qui appunto l'immagine. E ancora per quanto riguarda invece il Libano, quindi la guerra su più fronti naturalmente, in fuga a Beirut, la telefonata da Israele, tra poco un nostro missile distruggerà la tua casa, storia della famiglia di Abdel. La voce registrata parla per 7 secondi, lo shock, la corsa per radunare le cose di una vita e fuggire con i propri cari. Poi il palazzo è esploso, ci vogliono terrorizzare. Bene, è il momento di uscire dallo studio, diamo un'occhiata al tempo di oggi, poi ci sarà una breve pausa e subito dopo parleremo di agricoltura di precisione in Sicilia. A più tardi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Pressione atmosferica che tornerà ad aumentare nella giornata di lunedì su tutta l'Italia, clima dunque asciutto, una giornata parzialmente soleggiata, al più nubi basse sulla Val Padana e sulle coste del versante adriatico. Sulla Sicilia dunque alta pressione dominante con prevalenza di sole, cielo dunque sereno o al più di tanto in tanto sarà anche possibile il passaggio di qualche nuvola. Attenzione ai venti che soffriranno davvero sostenuti specialmente sul versante meridionale, il tutto con clima ancora mite, valori massimi che toccheranno i 24-25 gradi. Nessun cambiamento poi per la giornata di martedì, ancora ampie zone di sereno in un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole dunque protagonista. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, temperature che saranno però più contenute nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Buongiorno Sicilia, agricoltura di precisione è il tema di questo spazio in diretta del nostro programma. Diamo il benvenuto a Simone Lamalfa, che è il cofondatore di Clever Grow, di cui parleremo fra un momento, e al professore Rosario Ferracci, che è docente di economia e gestione delle imprese. Buongiorno. Clever Grow in inglese significa crescita intelligente ed è il nome scelto dalla start-up innovativa appunto di Simone Lamalfa, che si è aggiudicata l'edizione 2024 della Startup Catania, cioè la gara tra i progetti business plan, diciamo così, promossa dall'area di terza missione. Cosa fa o cosa farà Clever Grow? Sì, il prodotto principale di Clever Grow si chiama Lisi Grow, che è un sistema di gestione dell'irrigazione che è applicato in colture fuori suolo, quindi come vasi oppure fibre di cocco, lastre di fibre di cocco, automatizza la gestione dell'irrigazione permettendo all'operatore, quindi all'agricoltore, di non doversi occupare dell'irrigazione giornalmente. Questo comporta una serie di benefici. Sicuramente la pianta non entrerà in stress durante il suo ciclo di vita e questo ha portato ovviamente, oltre all'automazione della gestione, quindi grande risparmio di tempo per l'agricoltore, una massimizzazione della resa. Infatti abbiamo visto che la resa è incrementata del 20%, oltre all'efficientamento delle risorse utilizzate come acqua, concime e anche elettricità. Beh, poi irrigazione in questo periodo è tema particolarmente delicato, visto la siccità, la crisi idrica di cui stiamo vivendo, quindi avere una razionalizzazione e un'automazione in questo senso è molto importante, no? Assolutamente, anche perché proprio gli attuali sistemi che sono presenti in commercio per la gestione dell'irrigazione non tengono conto della pianta quanto di sensori esterni come luminosità e
temperatura. Invece il nostro sistema guarda al fabbisogno che ha in quel determinato momento la pianta, quindi il centro focale del nostro sistema diventa la pianta, che automaticamente tramite un collegamento col fertilizzatore decide quando e quanta acqua dare. Siete molto giovani, quanti siete voi lì a Clever Grow? Sì, siamo due, io e mio fratello, infatti l'idea Posso è chiedervi nata... l'età? Certo, io ne ho 27 e mio fratello ne ha 35. Mio fratello infatti è l'ideatore di Lissy Grow, infatti lui è un dottore agronomo, è stato qui all'Università di Catania, è andato fuori all'estero a fare ricerca ed è tornato con questo obiettivo di automatizzare il più possibile i processi in agricoltura. Ecco perché diventa agricoltura di precisione. Perché cosa avete vinto? Abbiamo vinto sicuramente notorietà grazie a questa competizione. Meritata. Sì, ci abbiamo, anche mio fratello ci ha impiegato molto tempo a creare questo prodotto insieme a un suo collaboratore, quindi i primi risultati adesso si arrivano. Professor Ferracci, lei li ha giudicati, li ha considerati i migliori, perché? Allora, io e il comitato tecnico scientifico che ho avuto l'onore di presiedere, rappresentato da tante aziende sponsor, e quindi questo significa che la valutazione è stata fatta da chi è sul campo, cioè da imprenditori. Questa idea e le altre due che fanno parte del terzetto che ha vinto la Startup Cup Catania sono quelle più meritevoli, quelle più capaci, più promettenti di diventare impresa, cioè startup vera e propria, in tempi veloci. Questo è lo spirito di questa competizione che si chiama Startup Cup Catania, che dal 2014 ininterrottamente la Università di Catania promuove. Coppa delle start-up, diciamo. Adesso ora andremo tutti a Palermo il 31, quindi questa settimana, dove sarà disputata la finale regionale e da lì poi 6 team siciliani accederanno al premio nazionale per l'innovazione. E ci sono borse importanti anche. Quest'anno abbiamo dato 10.000 euro, quindi lui ha detto notorietà, ma insomma anche servizi molto modesti. Si sono beccati 10.000 euro. Dobbiamo dire che veramente le imprese del territorio sono generose nel supportare questo genere di iniziative promosse dall'Università di Catania. Certo. In 10 anni abbiamo ricevuto oltre 175 proposte e 88 le abbiamo mandate alla Business Plan Competition, quindi è un risultato per il nostro territorio abbastanza ragguardevole. E in giuria c'erano suoi colleghi anche? Allora, la giuria è composta da docenti dell'Università di Catania, appena 3, e circa una quindicina di rappresentanti di imprese e di società, quindi diciamo che il giudizio l'hanno espresso gli imprenditori, non i secondi e terzi classificati erano simili? Allora, il secondo classificato è un progetto di 3 studenti di informatica che hanno progettato un'app collegata all'intelligenza artificiale per gestire o velocizzare le operazioni di triage al pronto soccorso. Una cosa molto interessante e anche abbastanza innovativa. Il terzo progetto ha probabilmente il progetto più notiziabile in questo momento, ovvero riutilizzo della cenere vulcanica per produzione di zeolite, che poi è un materiale... Produzione di? Zeolite. La zeolite è un materiale particolare che consente il filtraggio delle acque e anche delle acque reflue. È un brevetto dell'Università di Catania e quindi questo team, composto da 2 professori e un laureato, si presenterà alla giuria di Palermo con questa idea con la quale a Catania ha conseguito il terzo posto. A Catania è estremamente popolare, assolutamente. Potrebbe servire a ripulire un po' la città. Assolutamente, abbiamo patito tutti un'estate difficile, infatti. Soprattutto il 4 e il 15 agosto, se non vado errato, almeno nelle zone catanesi e etnee. Ecco, questo significa che Catania raccoglie, come dire, giovani con ricchezza di idee, ricchezza di progetti, di intelligenza, no? Uso dell'intelligenza artificiale di cui tanto si parla, ma poi eccola qua nella pratica. Assolutamente sì, Catania è un ecosistema, come si suol dire, no? Un ecosistema imprenditoriale, tra l'altro alcune graduatorie scientifiche la posizionano al 58° posto in Italia, che è un buon risultato considerando... A metà? Sì, considerando che normalmente nelle indagini sulla qualità della vita Catania scende sempre giù, certo. Questo è un buon risultato, perché c'è fermento, mondo universitario, mondo delle start-up, tante iniziative, domani ci sarà il premio Cambiamenti di CNA,
Le Village è un incubatore che aprirà proprio domani a cura del Crédit Agricole. C'è un fermento, un rinnovato fermento a Catania che lascia ben sperare chi come me questi fenomeni li segue da oltre 10 anni e ha visto un territorio che via via è cresciuto con tante belle idee. Grazie a lei, ma anche grazie a giovani come Simone Lamalfa, suo fratello, vero? Adesso cosa farete? Come vi muoverete nei prossimi giorni? Diciamo che sicuramente il prossimo step è quello a Palermo con la Start Cup Sicilia. Successivamente potrebbe esserci l'opportunità di andare a Roma per il Premio Nazionale per l'Innovazione, poi quello il 6 dicembre, poi chissà cosa potrà succedere. Benissimo. E poi ho sentito dire che c'è una gran finale, qualcosa del genere in Finlandia. Che succede? Sì, assolutamente. Nella primavera del 2025 con il progetto UNIS andremo in Finlandia a portare la nostra startup. Ma anche lì una competizione oppure un'esposizione dei progetti? In realtà credo sia una competizione. Una competizione che sarà a livello europeo? No, coinvolge le università europee che fanno parte di questo progetto UNIS. Abbiamo ospitato 2 anni fa la finale qui a Catania, e l'anno scorso è stata fatta in Spagna, anzi quest'anno, il prossimo anno in Finlandia. E questa è anche la conferma che non è necessario, non è obbligatorio andare via da Catania per fare delle cose importanti e interessanti, è vero, no, Simone? Assolutamente, diciamo che io in questo momento ho fatto il mio percorso di studi qui a Catania, sia in triennale che in specialistica in direzione aziendale, quindi nella facoltà di economia, però anche mio fratello è andato a fare anche ricerca fuori, quindi è un mix, il giusto mix, esatto. Sicuramente professore, a che punto siamo su questa questione di partire, rimanere, studiare qui e andare via? Direttore, questa è una questione vecchissima, no? Lasciamo che i giovani intraprendano i loro percorsi, però stiamo avendo un fenomeno importante, il ritorno, il rientro dei talenti che 10-15 anni fa hanno lasciato la Sicilia e che adesso vedono qualcosa di nuovo e stanno nascendo delle iniziative. Nello stesso tempo, chiaramente esempi come quello di Simone e suo fratello sono importanti perché in Sicilia non dobbiamo cadere nella cosiddetta trappola dei talenti. La trappola dei talenti si crea quando molti vanno via e quelli che rimangono non hanno le opportunità per crescere come quelli che sono andati via. Perché non c'è più la rete. Perché non c'è più e non c'è nemmeno spirito di competizione. Invece qualcosa sta cambiando e direi che entro la fine dell'anno ci saranno anche alcune importanti iniziative a Catania promosse da privati e nella direzione di far rientrare i cervelli. Teneteci informati che noi le vogliamo raccontare naturalmente. Grazie ancora, complimenti a Simone Lamalfa e al fratello che sono fondatori di Clever Grow e grazie al professor Faraci che insegna economia e gestione delle imprese all'Università di Catania. Facciamo una breve pausa ancora, poi continueremo su questo filone perché parleremo del nuovo hub dell'innovazione, guardate un po', proprio a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parlavamo un attimo fa di rientri in Sicilia di giovani talentuosi, eccone una, è Anna Rita D'Urso, direttrice e sindaco de Le Village di Catania. Speriamo che il sindaco Trantino non se la prenda per questo. Le Village è al centro di Catania, in via Ursino 58, che è una delle strade principali popolata da studenti e giovani perché è molto vicina all'università. C'ha un'area molto vasta, 800 metri quadrati, organizzati su 2 piani. E che cosa c'è dentro Le Village? Le Village è un hub dell'innovazione, è il primo hub del Sud Italia aperto da Crédit Agricole. Le Village è una rete, un network nazionale e internazionale. In Italia siamo i quinti ad aprire dopo le Village di Milano, Parma, Padova, Sondrio e appunto a Catania domani.
Domani sarà inaugurato, sì, in via Ursino. In via Ursino, al centro di Catania, una delle arterie principali della città. Era necessario chiaramente trovare un posto che fosse nevralgico, quindi vicino al centro commerciale, vicino alla facoltà di economia e alle altre università, che rappresentasse un po' il fulcro del panorama dei giovani, insomma, di ambiti di innovazione. Peraltro, è vero che lei è rientrata, ha studiato fuori? Sì, io ho studiato fuori, sono partita dalla Sicilia quando avevo 18 anni, ho fatto l'università fuori, 2 anni all'estero, dei master e degli stage fuori, ma sono rientrata ormai 12-13 anni fa per ragioni lavorative. Ho intravisto, diciamo, grandi potenzialità che questo territorio poteva offrirmi e in effetti col tempo e col sacrificio ho ricevuto i miei frutti. Beh, non c'è dubbio. E le village si propone la crescita delle imprese, come? Perché uno dei ruoli fondamentali delle village è proprio quello di aiutare sia le start-up, quindi i giovani imprenditori, ma soprattutto le grandi corporate del territorio. Noi abbiamo già 13 aziende corporate che fanno parte dei principali clienti di Crédit Agricole, che hanno creduto nel nostro progetto e quindi sostanzialmente desiderano che la propria filiera aziendale, il proprio modello di business venga innovato. Ragione per cui il nostro ruolo è fondamentalmente quello di trovare un match, il giusto match tra la start-up e l'imprenditore, che intravede la necessità per il proprio modello di innovarsi, quindi portare innovazione. In quali settori in particolare? Noi abbiamo delle verticali ben precise, ma non mi piace dire che siano assolute, nel senso che chiaramente fanno riferimento alle principali temi dell'economia dell'isola, e quindi l'agri-food, l'agritech, il turismo. Aspetti, agri-food che vuol dire? Il cibo? Cibo, esatto. Abbiamo una simpaticissima startup molto innovativa su questo. Invece agritech? L'agritech è la tecnologia legata all'agricoltura. E quello è un po' il tema di cui discutevamo del vincitore della competizione che mi ha preceduta. Ma ci sono chiaramente tanti altri temi relativi all'agricoltura e alla tecnologia. Il turismo, la mobilità sostenibile. Purtroppo da noi già la mobilità, sostenibile o no, è una enorme difficoltà. Sì, è vero. Abbiamo l'ambizione chiaramente di trovare qualche soluzione anche che sia giusto appunto. E vi occupate anche di energia green, pulita? Energia pulita, solare, eolica, anche delle maree. Grazie alla vicinanza del mare abbiamo qualche startup che è abbastanza, diciamo, puntuale su questo. La bellezza, diciamo, anche del nostro ecosistema è che lavoriamo in network, che poi è il valore aggiunto che offriamo sia alle aziende che alle startup, perché lavoriamo chiaramente sui village italiani, quindi in una rete nazionale e internazionale, perché ricordiamo 40 village sono in Francia. Ah, però? Sì, e quindi mettiamo in contatto sia le start-up che le aziende con tutte le aziende e le start-up di tutti gli altri village, che è un po' il valore aggiunto. Se una start-up non trova chiaramente il giusto match con un'azienda del territorio, la cercheremo in quest'altra enorme rete, e così viceversa per le aziende partner. Le start-up sono tante, sono più di 20, è vero? Sì, sono 21. Noi abbiamo avuto una risposta veramente eccellente alla nostra call. Noi abbiamo iniziato con una call in marzo, che è un concorso, una call for startup, a cui hanno aderito abbiamo ricevuto oltre 50 domande. Abbiamo selezionato 10 start-up che abbiamo inserito in un programma di accelerazione e un'altra decina, altre 15 che abbiamo ritenuto più mature per un'accelerazione, ma che stiamo facendo entrare adesso all'interno di Le Village. E le avete inserite come aziende partner o è un'altra cosa ancora? No, le aziende partner sono un'altra cosa. Le aziende partner sono le corporate clienti Crédit Agricole che credono nel progetto, investono nel progetto di Le Village e desiderano trovare una start-up per il proprio modello di business. Certo, sono a Milano, Padova, Parma, sono... Sì, noi i village sono 5, sono in queste città che il direttore lei ha appena elencato. La vera novità è che
dopo Parma l'unico villaggio del sud Italia è questo della Sicilia. Ah, però. Sì, quindi diciamo un investimento importante, un investimento che vede la Sicilia come capofila di tutta l'innovazione per il sud Italia. Crédit Agricole crede molto in questa apertura. La presunzione, se posso utilizzare questo termine, è proprio quella di trovare qui a Catania chiaramente il giusto ambiente e il giusto comfort per poter essere le village di tutta la Sicilia. Non siamo soltanto il villaggio di Catania. A che punto siamo? Prontissimi, domani mattina c'è il taglio del nastro. Siete in tanti? Saremo un bel po', diciamo, domani sarà una bella festa e comunque le aziende partner sono le 13 che dicevamo. La vera novità, un'altra grande novità di Le Village Sicilia è che nella compagine societaria, oltre al Crédit Agricole e Amundi, che è la società di gestione risparmio, abbiamo 2 aziende del territorio ed è una peculiarità tipica esclusivamente delle Village Sicilia. Cioè valorizzare anche il territorio. Esatto, questo ci ha inorgoglito, perché se le aziende del territorio credono in un progetto come questo vuol dire che allora faremo strada lunga. No? Beh, complimenti. E domani che succede? Ci può anticipare qualcosa questa inaugurazione? Che sarà in via Ursino? Sarà in via Ursino, inaugureremo per la prima volta chiaramente la sede, che è stata oggetto di lavori, di ristrutturazione, avremo le istituzioni più importanti, l'università, non solo quella di Catania, che devo dire è stata molto vicina e ci ha accompagnato in questo progetto, nella preparazione di questo progetto. Avremo anche le altre 3 università siciliane, quindi la Coredienna, Palermo e Messina, perché l'università chiaramente è un partner fondamentale in questa operazione. Poco fa c'era uno dei professori universitari, appunto, non a caso. Volevo dire, ma lei che è sindaco, domani che fa in vita anche Trentino? Ma assolutamente, no? Siamo sindaci di village diversi. Sindaci di village assolutamente diversi. Ma perché sindaco lei? Perché è una derivazione di origine francese, le village, chiaramente il nome lo dichiara, e quindi il village in francese significa città, centro urbano, piccolo centro urbano, per cui noi che siamo i managing director di queste strutture ci chiamiamo sindaci per questo. Beh. Benissimo, allora cara sindaco, anzi sindaca, complimenti, bocca al lupo per domani. L'appuntamento quando lo fate? Di mattina a via Ursino? In mattinata. Allora, appuntamento in mattinata a via Ursino, inaugurazione del Le Village a Catania con Anna Rita D'Urso, che ringraziamo molto, alla quale facciamo tanti in bocca al lupo per la vostra bella iniziativa. Grazie. State con noi, tra poco parleremo di altri argomenti, non proprio di innovazioni, ma di figure storiche della nostra religiosità e della nostra cultura. Mosè. Buongiorno Sicilia, a più tardi. Sicilia abbiamo un ospite che è uno che frequenta la nostra rete tutte le settimane, Don Salvatore Bucolo. Buongiorno. Benvenuto, anzi bentornato, direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della famiglia di Catania, ma poi fa il programma con la mia collega Adelaide Barbagallo, ed è venuto qui per presentare un libro molto singolare, posso dirlo, perché si intitola Sulle pagine, vedete, di Mosè, però lì sotto c'è scritto poi la mia storia, la mia chiamata, la mia missione. Edizioni Porziuncola. Porziuncola ovviamente richiama Assisi, San Francesco, quindi c'è tantissima roba insieme. Prima di tutto Mosè. Il significato di questo nome l'abbiamo appreso noi che avevamo studiato religione ai tempi, significa salvato dalle acque. Salvato, perché ha scelto di parlare nelle sue pagine di Mosè che era stato salvato? Allora, premetto che questo non è nato per essere libro, ma è la punta dell'iceberg di una mia storia personale. Proprio quest'anno, a marzo, ho compiuto i miei 25 anni di sacerdozio
E come tutti facciamo un po' il punto della situazione, no? Cioè a che punto sono? Ho fatto un po' memoria dei miei 25 anni e un po' Mosè è stato colui che incredibilmente, senza pensarci, mi ha aiutato, ha fatto da specchio per leggere la mia storia, la mia chiamata, la mia missione. Beh, perché? Perché Mosè proprio significa salvato dalle acque. Ecco qua. Nella mia storia personale, da sacerdote, sembra strano ciò che dico, perché in genere il sacerdote è colui che aiuta gli altri, che salva gli altri, che ha una vita lineare, diciamo. Esatto. Nella In realtà un sacerdote, ma questo credo riguarda tutti, è colui che sperimenta la redenzione di Cristo. Se io posso essere strumento di redenzione per gli altri, lo faccio perché prima nella mia carne, nella mia storia, ho sperimentato realmente, concretamente come Cristo mi ha salvato. Quindi questo è stata una cosa molto importante. Poi altro motivo di questo libro, perché non volevo soltanto parlare di me o intrecciare la mia storia con quella di Mosè. Avevo bisogno di lasciare un messaggio che valesse per me e per gli altri, tant'è vero che il libro inizia nella sua introduzione: tutti abbiamo una storia da raccontare, tutti abbiamo una chiamata che il Signore ci ha rivolto, tutti abbiamo una missione. Non bisogna farsi prete, non bisogna consacrarsi, non bisogna fare scelte particolari per avere qualcosa da raccontare o da testimoniare agli altri. Quindi è voluto essere una sorta di libro in cui mi ha decentrato per mettere gli altri al primo posto. Parliamo un attimo di Mosè, perché tutti lo conosciamo, però poi magari non ci ricordiamo bene le sue vicende umane, perché è una storia, quella di Mosè, come dire, gloriosa e contemporaneamente drammatica, se posso dire. Esatto, innanzitutto drammatica perché, sapete, Mosè è colui che, come tutti i bambini ebrei, è stato buttato nel Nilo, perché a quel tempo per il faraone il fatto che gli ebrei proliferassero rappresentava un problema. E quindi vediamo già come questa storia si ripete, questa lotta fra popoli diversi, questo far sì che quando un popolo vede un altro popolo un pericolo, subito sceglie un suo metodo, che alla fine è violento, per togliere. Quindi Mosè è colui che, a differenza di altri bambini, è stato trovato dalla figlia del faraone, no? Quindi è stato allattato, è stato cresciuto. E la cosa strana proprio all'inizio della storia, quando lui era un po' il principino, no? Perché girava lì nel palazzo regale, la cosa strana è che quando vede un egiziano fare violenza su un ebreo, lui cosa fa? Perché nel sangue aveva il suo codice genetico di essere ebreo, dell'essere popolo eletto, cosa fa? Uccide l'egiziano. Questa cosa qui è diventato un problema per lui, perché tutti vengono a sapere, quindi lui si trova a scappare. Quindi vediamo come la sua storia sì è stato salvato dalle acque, ma nuovamente vive il dramma di dover fuggire, dover scappare. Incontra poi la donna della sua vita, si fa la sua famiglia, trova chi lo accoglie. In realtà poi succede una cosa incredibile: mentre si trova a fare una cosa normalissima da pastore, pascolare il suo gregge, gli appare Dio nel rovetatente e gli affida una missione. E uno dice: ma come? Proprio colui che ha avuto una storia sfortunata, colui che è stato abbandonato, colui che è dovuto fuggire, proprio a lui si rivolge a Dio. Tra l'altro c'è un piccolo particolare: Mosè aveva un problema, era balbuziente. Quindi immagina. Questo è un dettaglio poco noto. È poco noto, per cui è strano. Dicevi, ma come? Colui che balbuziente doveva parlare col faraone. In genere uno al faraone gli manda un diplomatico, uno che magari ha la parola facile, uno che ha la parola convincente. Per cui Mosè riconosce la follia di Dio nel chiedere proprio a lui questa cosa. O la grandezza. O la grandezza. E di fatto Dio dice: non ti preoccupare, tu va. Tant'è vero che avrà Aronne, il sacerdote Aronne, che lo aiuterà in questo. Quindi in Mosè vediamo come tutti, anzi stranamente, e questa è una parola che usa molto Papa Francesco, gli scartati, coloro che sono ai margini, coloro che sono alle periferie, sono coloro che fanno storie grandi, non solo in ambito ecclesiale,
ma anche nel mondo, in tutte le varie Questo è relazioni. molto bello e molto importante da tenere presente per le tante marginalità che esistono e delle quali noi spesso ci dimentichiamo, oltre che naturalmente il tema dell'antisemitismo che è di grande attualità purtroppo con le guerre in Medio Oriente. Lei a un certo punto, naturalmente, per descrivere queste vicende così appassionanti e insieme terribili che ci ha raccontato, parla della mano di Dio, che non c'entra niente col calcio, non c'entra niente con perché la mano di Dio? Cioè... È perché in effetti come Mosè ha sperimentato la mano di Dio nella sua vita a tal punto che incredibilmente è riuscito a salvare un intero popolo dalla schiavitù d'Egitto, che l'Egitto a quel tempo era il popolo per eccellenza più grandioso e più forte, così anche nella mia vita, nella mia storia, ho sperimentato più volte come la mano di Dio mi ha condotto, la mano di Dio mi ha redento, la mano di Dio mi ha fatto sperimentare cose straordinarie. Ad esempio io racconto anche della mia esperienza in Africa, sono stato 5 anni in missione. Dov'era? Esattamente in Tanzania. Allora la diocesi di Catania aveva la parrocchia di Migoli, per cui mandava sia sacerdoti che laici, chiamati Fidei Donum, dono della fede, una sorta di trattato, di patto che le due diocesi facevano, e a tempo mandava a fare servizio. E che situazione ha trovato lì in Tanzania? Chiaramente di grande povertà, di grande miseria, ma la cosa strana, e questa è una cosa che mi stupiva ma lo metto anche nel libro, la celebrazione eucaristica, la messa, era un momento di festa. Gente povera di risorse chiaramente economiche, ma ricca dentro, che trasmetteva una gioia grandiosa. Ecco, lì io vedevo come la mano di Dio si serviva di loro per, dico una cosa strana, evangelizzare me. È strano, io ero lì per portare la parola. Stranamente io ero spettatore dell'opera di Dio, di un popolo che tra l'altro aveva 1000 motivi per lamentarsi con Dio, ma perché ci ha fatto nascere poveri? Perché siamo orfani di genitori malati di esse e noi siamo malati di esse? Loro avevano la gioia nel cuore. Questo mi fa sperimentare come la mano di Dio opera lì dove noi magari non sempre riusciamo a vedere. Sono parole bellissime naturalmente, Don Bucolo, ma lei si identifica un po' con Mosè, diciamolo senza falsa modestia. E di fatto io Mosè l'ho scelto perché mi ritrovo, ma più che altro per mettere al centro non la figura di Mosè o la mia figura, ma come diceva poc'anzi, la mano di Dio. Certo, quindi se posso chiederle qualche momento in cui lei ha sentito di più questo nella sua biografia personale, quando? Al momento della vocazione, al momento in cui ha avuto magari qualche battuta d'arresto, quando è che è successo? Esattamente proprio nel momento in cui a un certo punto sono dovuto rientrare dalla missione in Italia, in genere per un missionario che si trova in Africa, ritornare al proprio ambiente stranamente è un dramma, non è facile, perché culture diverse, stile di vita diverso, chiaramente lì in missione hai un ruolo importante, qui ti trovi a vivere una vita diversa. Ecco, questo mio ritorno è stato un ritorno faticoso, tra l'altro sono passato dalla Tanzania direttamente a Roma a studiare, mi trovavo a studiare, quindi non evangelizzavo, non confessavo. Il mio ministero sacerdotale è ridotto ai minimi termini, fatto sta, stando lì ho avuto la fortuna di sperimentare l'incontro con Don Fabio Rosini, colui che ha ideato il percorso delle 10 parole, 10 comandamenti, che è molto, molto diffuso non solo in Italia, in tutto il mondo, ma anche Don Renzo Bonetti, che è colui che proprio porta avanti il progetto Mistero Grande sul sacramento del matrimonio. Quindi la mia battuta d'arresto, utilizzando questo termine, è diventato un nuovo punto di partenza di cui oggi lode e ringrazio il Signore. Bene, fantastico. Grazie. Diamo l'appuntamento allora per la prossima puntata con Adelaide Barbagallo. Parliamone, sì, parliamone, esatto. E sarà il sabato e la domenica su Antenna Sicilia e Telecolor, negli orari che ci sono pubblicizzati. E in questo caso Salvatore Bucolo è autore di Sulle pagine di Mosè, la mia storia, la mia chiamata, la mia missione. Lo ringraziamo per avercene accennato in maniera così, come dire, umana e sincera.
casa editrice Porziuncola. Complimenti padre, Grazie. appuntamento quindi per il fine settimana sulle pagine di Mosè. Adesso noi facciamo una breve pausa, arriva Almanacco. Il 28 ottobre è una data significativa per la coscienza ambientale. Oggi si celebra la giornata europea contro lo spreco, un'occasione importante per riflettere sulla sfida globale dell'urgente necessità di combattere lo spreco e promuovere la sostenibilità. Nel 2022 le famiglie di tutto il mondo hanno sprecato oltre 1 miliardo di pasti al giorno, contribuendo a 1,05 miliardi di tonnellate di rifiuti alimentari in un anno. Lo spreco alimentare non è solo un problema delle nazioni ricche, sono i paesi più caldi e le aree urbane a mostrare tassi di spreco più elevati, con un impatto ambientale dell'8-10% delle emissioni globali annuali di gas serra. Ma quanto tempo vivono le stelle? Le stelle sono enormi sfere di gas incandescente che nascono quando all'interno si avviano reazioni nucleari. Quelle grandi sono più luminose, ma si affievoliscono più rapidamente rispetto alle stelle piccole, che bruciano a velocità minore il loro combustibile. La loro vita dipende infatti dalle dimensioni. Quelle di grande massa durano alcune centinaia di migliaia di anni, le più piccole anche migliaia di miliardi di anni. Mai come il lunedì abbiamo bisogno di dare un'occhiata alle stelle per vedere che cosa ci prospetta lo zodiaco. Lo facciamo con il nostro Marco Amato, naturalmente, che andiamo a trovare a casa mentre si gode il suo caffè con una tazzina ancora una volta sorprendente. Guardate, questa è porcellana di Limoges, è un village della France. Oh, ça va sans dire, non c'è bisogno di dirlo, è ovvio. Limoges, guardate, che meraviglia, buon caffè, buon inizio di settimana. Ma è vero, Marco, che vuoi parlarci di uno dei temi più caldi del conflitto politico in corso tra due personaggi, Ebbene sì, perché mi ha molto incuriosito zodiacalmente dare una chiosa alla lettura di questo scontro tra questi due giganti. È chiaro che un astrologo non entrerà mai nel merito di una questione politica, ma i personaggi, beh sì, quelli mi piace immaginare il perché non vanno d'accordo, come in questo caso eclatante che riguarda Conte e Grillo. Benissimo, mi ha molto sorpreso questo licenziamento, tra l'altro, di Conte dalla carica di comunicazione di Grillo rispetto a una parcella un po' alta di 300.000 euro, quindi insomma quello fu la goccia che fece traboccare il vaso su tensioni tra i due personaggi abbastanza ripetitive, ecco, di routine. Allora mi è piaciuto interessarmi di che segno sono questi due personaggi che proprio non vanno d'accordo. Allora, Conte è Leone, Grillo è Cancro, quindi il Sole e la Luna. E beh, per antonomasia diciamo sempre che quando due persone hanno poca compatibilità si dice sempre sono diversi come il Sole e la Luna. Ebbene, l'astrologo però vi vuole ribaltare la tesi, perché è vero che hanno una natura completamente diversa il Sole e la Luna, ma è vero che sono i due luminari, sono i due astri di luce. Quindi chi ha nel segno zodiacale un forte coefficiente di luce tenta sempre di essere una stella polare, di dare una direzione nel buio della notte. Nella luce del giorno, durante il giorno, il sole troneggia. Ebbene, propriamente, secondo la logica zodiacale, i due probabilmente non andano d'accordo proprio perché sono due leader entrambi, e come si dice nella nostra amata Sicilia, nero è nero non tinge. Ecco, ho voluto dare questa zodiacale. Si potrebbe dire due galli nel pollaio, con tutto il rispetto, naturalmente. Potrebbe anche dire questo. Preferisco usare i colori. Va bene, giustissimo. Oh, vai avanti.
Allora, iniziamo il lunedì con degli aspetti zodiacali veramente molto belli e interessanti, proprio perché ci sono dei dati tecnici che vi sciorino un po' così, sono un trigono di Marte, di Venere e di Nettuno meravigliosi, che detta così chiaramente nel linguaggio serve semplicemente a dire che i sogni, l'azione e la passione troneggiano tra i segni di acqua, quindi oggi in pole position benissimo Pesci, Cancro e Scorpione. E questi tre segni zodiacali godranno di un'ottima positività che andrà avanti per giorni. Cosa fanno gli altri? Venere e Saturno litigano e Venere proprio non ci sta a essere limitata, quindi sia Toro che Bilancia, che sono i segni venusiani, hanno proprio voglia di amare e di dettare le loro condizioni, a volte in maniera ribelle, anche perché Venere è in Sagittario, è amazzoniana, è assolutamente indomabile, per cui Ariete, Leone e Sagittario avranno invece questo tipo di passionalità. Tornando ai Terra, Vergine e Capricorno, devono riflettere un po' su qualcosa che non convince loro. E per ultimi gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, che hanno con questo bailam zodiacale di tutto a disposizione. I Gemelli può anche fermarsi, non raccogliere più dati e agire questa volta e farsi amare. Il Bilancia è sempre un po' più ambigua in questo senso, per cui vuole le cose a modo suo, quindi una Bilancia per adesso andrà accontentata. Acquario non ne vuole proprio sapere in questi giorni e si defila un po' di più, proprio perché gatta ci cova, perché l'Acquario sta covando un progetto e presto sorprenderà tutti. E detto questo, buon lunedì, buon inizio settimana, buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, buon caffè caro Marco, ci rivediamo domani, naturalmente buongiorno Sicilia. Emanuela, diamo un'ultima occhiata ai quotidiani? Sì, parliamo intanto per quanto riguarda la pagina degli spettacoli di Repubblica di Andrea Bocelli che festeggia i 30 anni di carriera. Lui lo fa con un film che è stato presentato, un'anteprima è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, si chiama Andrea Bocelli 30 The Celebration, diretto da Sam Ranch, che adesso è stato presentato a New York ed è stato applaudito anche da Leonardo DiCaprio. Praticamente è un film concerto tratto da 3 live evento. E poi lui si racconta oggi a Repubblica, è stato intervistato, dice: mia moglie Veronica è stata una tempesta positiva, mi ha rianimato in un momento difficile, considero poi ogni incontro importante, dal presidente al clochard, provo grande rispetto, la realtà ha superato i sogni, a 20 anni avrei perso la testa, la felicità è amare ciò che fai. Queste le parole di Andrea Bocelli, che qui vediamo con alcuni dei protagonisti di questo film, Elisa, Tiziano Ferro e anche Ed Sheeran. E poi si parla anche di Totti su Repubblica, perché ultimamente Totti dice che vorrebbe ritornare a giocare a calcio. Le tentazioni di Totti, il suo secondo tempo però non può mai cominciare, dice Repubblica. C'è l'offerta del Como, attenzione, e la folle idea appunto di questo rientro dopo il ritiro che è avvenuto nel 2017. Lui cavalca l'iperbole, la testa ha già deciso. È sembrata un po' una mossa però per distrarre, come dire, la stampa da una serie di inciuci che lo riguarderebbero, perché vediamo qui amori e divorzi con l'ex moglie Ilary Blasi. I due si sono separati perché poi lui avrebbe iniziato una relazione con Noemi Bocchi, ma a quanto pare anche la Bocchi sarebbe stata tradita, perché ci sarebbe una terza donna che è una giornalista molto avvenente. Tra l'altro proprio lei ha detto sì, è vero, ho una liaison con Totti, quindi non ha smentito nulla. E magari forse lui vorrebbe tornare a giocare a calcio per uscire da questo circolo di donne. Va bene, grazie Emanuela. Adesso noi siamo arrivati alla conclusione. Oggi è il compleanno di Eros Ramazzotti, 28 ottobre del 1963. Ramazzotti, lo sapete tutti, nell'86 ha vinto il Festival di Sanremo con Adesso tu, e con questa canzone è diventato definitivamente star del pop mondiale, finendo numero 1 oltre che in Italia anche in Austria e Svizzera. E con Eros Ramazzotti, al quale auguriamo buon compleanno, vi salutiamo e vi auguriamo buongiorno Sicilia.